lanciare il più veloce possibile dalle parti di Solinas. Ecco Solinas che raggiunge il pallone, prova il mancino, Solinas il palo a salvare il Blisseur. Devia Liguori, si impegna Lana che però forse si impegna un po' troppo, commette anche fallo. Palla messa dietro verso Quinquinio col mancino! Quinquinio! Simone Quinquinio! Questo è il gol che potrebbe portare la Roma ai play-out! Gabriele sta dando indicazioni ai suoi, va Maramao col destro, palla che per poco non va a prendere l'incrocio dei pali. Poi va Guarrasi e Gabriele ci deve mettere i pugni. Fa quasi l'ultimo. Attenzione a Remoli, superato però da Maschietti, prova ad andare Maschietti in velocità, va dall'altra parte, recuperato però da Liguori che serve involontariamente, Klaus Seferi che va a segnare il suo 11° gol stagionale. Ancora Seferi, trattenuto da Guarrasi, sarà calcio di punizione per la Roma, c'era Maschietti libero. Viene servito ora Maschietti che rende il pallone a Seferi, ora D'Anversa! Il bomber Tommaso D'Anversa, 3-0 per la Roma. Sempre lo stesso giocatore e quindi attenzione alla Roma però che attacca sulla destra, palla verso D'Anversa, miracolo di Urbini, però ancora Solinas commette fallo il numero 5 del Blisseur, forse leggermente infortunato, c'è uno schema, si libera Pisapia! Simone Pisapia! Roberto, scusate, Pisapia, dove l'ha messa? Sotto l'incrocio, un gol pazzesco. Fortunatamente siamo riusciti a... Attenzione Maramao, Gabriele ci mette le mani, poi Guarrasi, il tiro va in calcio d'angolo. Solinas, vi abbiamo accompagnato per 7 mesi circa, un po' di più. Era fine settembre la prima partita. Qua Pisapia! E questa volta posso dirlo, Roberto Pisapia. Anche questo un gol bellissimo. Almeno il gol della bandiera, l'ultimo gol dell'anno. I ragazzi del Blisseur, ricordiamo come Liguori, palla dentro i Gavioli. Eccolo il gol della bandiera del Blisseur. Provava a lanciare lui il contropiede, sbaglia la misura del passaggio. Ecco Maschietti, allarga sulla destra Sacchi che entra in area, fa tutto da solo, palla dentro nuovamente per lui! Ed è il 6° gol della Roma, va in rete anche Andrea Sacchi. 3 minuti probabilmente. Va Maramao con il destro che gira, Gabriele nuovamente lui. Non erano 3 minuti, era 1 minuto di recupero. Arriva adesso il fischio del direttore di gara con leggero anticipo. È un fischio che porta a dei risultati finali che ci dicono che la Roma disputerà i play-out. Per il Blisseur invece c'è la retrocessione, ma già lo sapevamo da inizio match. È stata comunque un'esperienza. Purtroppo diciamo che la stagione è stata costruita male dall'inizio, abbiamo fatto delle scelte sbagliate e alla lunga poi queste scelte hanno determinato questo risultato. E guarda, per questa squadra farei anche il portaborracce perché sono 9 anni che ci gioco e sono 9 anni che do tutto, penso, per questa squadra, come i miei compagni che stasera erano con me. La partita fortunatamente è andata come speravamo, anche se inizialmente, come dicevi tu, molto difficile fare gol, il solito palo che prendiamo, non riusciamo a metterla dentro, poi sul 2-0 forse loro si sono un po' aperti e abbiamo portato a casa i 3 punti che erano una cosa fondamentale.